Ci troviamo nella fattoria azienda agricola La Contrada dell'Oca a Fanna e abbiamo incontrato Paolo Paron. Paolo Paron è membro del consiglio di amministrazione dell'ARLEF, fondatore e primo presidente della società tolkieniana italiana, fondatore anche dell'Antica Quercia dal lontano 1978 e poi è scrittore. È scrittore e ha raccolto e curato la pubblicazione di fiabe popolari del Friuli, fiabe che altrimenti sarebbero andate perdute. E proprio per il progetto La tua lingua, intanto gli vogliamo chiedere di spiegarci il suo lavoro e di questo recupero di fiabe popolari. Beh, io ormai sono quasi 30 anni che vado a parlare con gli anziani e mi faccio raccontare le storie, proprio quelle di quando loro erano bambini. E da lì è nata questa grande passione poi anche per raccontarle. Infatti adesso sono ormai 3-4 anni che ho cominciato a imitarli e quindi anch'io faccio lo storyteller e quindi vado in giro a raccontare le storie e ci troviamo nelle stalle o nelle fattorie, delle volte o da qualsiasi altra parte vada bene per bere un taglietto di vino e raccontarci le storie come una volta, come si faceva poi negli infile. E questo poi porta anche ad avvicinare giovani e bambini e più di qualche genitore mi aveva chiesto ma perché non scriviamo anche per loro, perché non cerchiamo di arrivare con un messaggio interessante anche ai bambini. E allora abbiamo fatto questi fumetti, questa serie del Benandante, ormai ne abbiamo già fatti 4, stiamo già pensando al quinto e stiamo lavorando proprio perché pensiamo che il fumetto sia il linguaggio giusto per arrivare ai bambini. È sempre bilingue, italiano e friulano, c'è la parte narrata e poi c'è la parte illustrata, sempre italiano e friulano. Un lavoro importantissimo anche perché in questo modo riuscite ad avvicinare anche i più piccoli alle tradizioni locali. Era proprio quello che volevamo fare e ci siamo accorti che funziona. Sì, una curiosità, queste fiabe popolari friulane hanno degli agganci anche con le fiabe invece più tradizionali o sono proprio a sé stanti? Più di qualche volta mi sono accorto che i nostri vecchi scoppiazzavano un po' dai Grimm o da questo o da qualche altro, ma forse perché il substrato è sempre lo stesso, quindi non è proprio detto che andassero a leggersi libri e poi li raccontassero, ma in ogni caso anche questo andrebbe bene. Io penso che comunque il messaggio sia unico un po' in tutta Europa. Che poi qualcuno l'abbia scritto un po' meglio o un po' peggio, questo mi sembra sia naturale e normale. Ho trovato degli agganci interessanti seguendo anche altre tradizioni di lingue minoritarie. Infatti un mio carissimo amico che si chiama Alessio di Milano, che ha la mamma bretone, mi ha mandato una bellissima storia su un bambino nato con la camicia. Ed è un po' come un benandante delle nostre contrade, per cui adesso cercherò un po' di collegare le cose, può nascere veramente qualcosa di molto interessante.